Benvenuto a Sombra de Sunuragi, stagione dessi stadi. Le materie prime sono sempre state una risorsa importante nella Sardegna tradizionale. L'ancestrale legame con la natura non si esauriva nell'agricoltura e nella pastorizia, ma si estendeva a quei materiali naturali che componevano la geografia sarda. Tanto nella lavorazione della pietra che in quella del legno, i sardi si cimentavano nella creazione di opere che ancora oggi è possibile ammirare e custodire, ma, in alcuni casi, è pure possibile che siano ancora utilizzati per gli scopi originali. In particolare, alcune delle opere di abili e sapienti falegnami ancora svolgono la loro funzione, magari adornando alcune residenze storiche o utilizzate per la conservazione del vino nelle botti antiche. Il lavoro dei falegnami iniziava con la scelta del legno migliore da utilizzare a seconda dello scopo. Una buona cernita permetteva all'opera di conservarsi più a lungo nel tempo, in un'epoca dove non era semplice e neppure conveniente a livello economico cambiare spesso mobilio o acquistare nuovi recipienti o utensili. Avvenuta la scelta, il falegname estraeva con rispetto dalla natura quanto necessario, lo portava presso il proprio laboratorio e procedeva alle successive fasi sino ad intagliarlo per dare al manufatto la sua forma finale. Nelle botteghe dei falegnami si raccoglievano ogni anno aspiranti apprendisti alla ricerca di un primo impiego per apprendere questo mestiere così delicato. Avere un buon maestro significava per il giovane aspirante la possibilità di apprendere le migliori tecniche di lavorazione della materia prima, i segreti per costruire solidi manufatti e l'esatta arte dell'intaglio di precisione. La prima dote che veniva insegnata all'apprendista era quella della pazienza. Chi lavora la materia prima ben conosce quanto rispetto e passione ci voglia per dare alla materia grezza la forma finale. Forse, per questi motivi, prima di far cimentare il giovane nell'utilizzo degli strumenti, il maestro insegnava a svolgere altre attività essenziali e propedeutiche: misurare correttamente, levigare una tavola grezza, unire i diversi pezzi sino a raggiungere la forma desiderata. Il falegname nella vita del paese era un elemento importante e imprescindibile. Contribuiva assieme ai muratori all'approntamento degli edifici domestici, preparando porte, imposte e cancelli, tavole, sedie, letti e panche. Era fondamentale per preparare le botti necessarie ad ospitare il vino nuovo che veniva lavorato dagli agricoltori, realizzava gli stampi per il formaggio dei pastori, intagliava le mangiatoie per gli animali, costruiva su misura l'ultimo giaciglio dei deceduti. Figure come quella del falegname non potevano mancare in ciascun paese. La sua centralità nella vita di tutti i giorni rendeva indispensabile la sua presenza. È raro trovare un'attività economico-sociale che potesse prescindere dal suo apporto. Proprio come accade per un architrave, la sua assenza avrebbe reso quasi impossibile lo sviluppo di tutta la vita sociale ed economica del paese. Maestro dell'Inna. Maestro dell'Inna, traballo antico, sempre incruvao, ororo de su banco, ingiriao de attrezzus, uno vago stanco. Bello mera so frago dell'Inna sicca, chi pica forma sia manna che piticca, a intro de sa gira, mai de domenico. Su bruino a intro de sa bottega bolada, serracco, metro, raspa, scrafeddo, con ispunciasa, colla e martello. Su maestro dell'Inna, oramai cresciu, lui traballa de appena brescio, e finza da scorigai non da cabala. Udas manu mannasa, firmasa e sigurasa. Se esperienza, sarti e savassioni, o vai de un udrunco un portone. Sa morsa stringi di linna de traballai, pialle e sgubbia duvanti dromentai, ma pustisi, nascinti, cosasa duradurasa. Picanta forma gennasa e fentanasa, scalasa, cadirasa, mesasa e scannoso, ma non mancanta scafallisi mannoso. Solo può aggiudare i pagugenti, manco un giovanello scienti può apporri una squadra o danallasa. Ma che sallinna, a volta sia trotta, arrennesciti con meta pazienza, apponniti a innantisi esperienza, arrangendi scarrata sa subino, portata sa pustisi in su magazzino, de amico pregiausu o gente connota. In tempus de basca o stagioni frida, customini fai di traballo de valori, per ognuno, sia da servidori o dottori. Chi pozza da bivi vinza sa 100 anni, in buona salute e senza malannos, a su maestro dell'Inna una lunga vita.
Ecco, oggi stiamo de un altro traballo dessa tradizione nostra. I maestri dell'Inna hanno sempre donato forma a me das cosas dessa vita nostra di ogni dì. Esti un mestiere che vedi de atteso, esti arte antica in Sardegna? Stu arte antica in Sardegna e non fatta in Sardegna, voi da Sallinna sei sempre traballata, voi che fia da una delle materie prime. A traballare ogni qualità dell'Inna, come ti viene è un'arte antica, che si ancora questa faina che fai del suo maestro dell'Inna. In ogni abita o un rungone del logo, tenevo bisogno di quest'uomo che fai di Genasa, Ventanas, Carradas, Covedinas, Mesas, Scannos, tante altre cose. E è un incanto, dubi traballando una taula o tronco trotto e appustisi questa mano di artista, narà un noso, a rennescinti a fare gli cose che sa gente da periodo fai e quindi onori a suo maestro dell'Inna. Esti proprio artista desa regione, ma in moi commenti è cambiando su mestieri di gusto artista, sa? Ci andate ancora a meta, sa maestro su dell'Inna o in cappa sa punti sempre pro spago? In cappa sa toccato il tasto giusto, poi che su maestro dell'Inna ci n'ha pro spago, poi che in sovrattempo su punti nasce sa altre cose pure. Ma che anche uno c'è ancora chi traballa da meta, ma meta ben pure. Tocca da larga con questi tempi moderni, fonti sempre pro spagos appunto il maestro dell'Inna. Forse sì, poi in questi ultimi anni hanno scoperto altri materiali come alluminio o PVC, postos in fora, sa faccia soli, e scendendo sì, quando prodi, donano pro sicurezza rispetto a Sallinna. Ma pare di chi sa gioventù di puro, fonti vago su gusto, che volenti si a fare questo traballo, questo traballo oltre che di arte, ma è un lavoro di sacrificio, di gente laboriosa. Adesso forse si narra qualcuno che si guadagna da pago di nai. Questo lavoro tocca da quant'aglia strinto però non idea, questi meta importanti, finché si può cose che devono arrangiare, quindi non fate cosa vecchia, ma cose che devono dell'Inna che non devono perdi, ecco che devono fare dedotto che insomma dell'Inna continui a lavorare in ogni corrungone del logo come ti vestinendo prima. Biugas ha scritto un bello libro che si narra proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in su 2019, e ci si anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Biuga, se ho chiesto del maestro dell'Inna, un bello dicio posso maestro dell'Inna vuoi essere, maestro dell'Inna buono, fai di vago burrumballa. E com'è questa cosa del vai vago burrumballa? Spiega Sidda. Si può dire in questa maniera, vuoi che su maestro dell'Inna è un'arte, oltre che essere un'arte antica, poi dopo di portare innanzi si ci vuole l'esperienza, come ti vesti prima, abilità di arti potrà ballare bene. Fai me das cosas, commenti portas, ventanas, gariras, covedinas, come ti vesti prima, cascias o carradas. S'hanno menata in mezzo a questa gente, esti pure che su maestro dell'Inna, esti bravo operaio e buono a fare il suo traballo su, chi fai di pago burrumballa. E non spreca da manco un arroghello dell'Inna, ma questo esti scetti un udiccio, che anche uno invece non ha che sapere. No, devo ci creo, i tai dici su punti vreus de conoscenze antica. E poi commenti in ogni traballo, che all'incune è proprio dei altri. E tanto ancora i dici su, a subate su traballo, per esempio. E intanto questa regione che dice sono tante abilità, queste dici sono nascenti, queste esperienze, queste abilità di questa gente che si è tramandata mesi anni e mesi secoli. E un altro dice che di voi di 10 è nessuno si arricca da questo traballo su. Questo dice invece mi pare che vedi dessa poporesa de prima, o sbaglio? Già è da simbilla questa regione. A qualcuno fai da ri, ma altro sicuro fai inquietare. Questo pensamento è in conca de me la gente e sono pruso punti poveri. Si narra di fatti che assomini chi traballa da quattro o traballa da in una piccola attività di conto su come tu può essere su maestro dell'Inna non si può dire arriccare ma rennesci di scelta a tirare innanzi sa vita portare innanzi sa famiglia gusto su chi si arricca narra da suddicciuca e sti voi avanti che all'incuna cosa de imbroglio o furanta o vincinti in all'incuna gioco di lotteria o se di toccare un'eredità di dentinai, di domus o di terreno che all'incuna parenti morto da rilassare. Ecco questo diccio conta da pure certe abilità, ma non è per fortuna sempre aici.
E di aici, prima ancora de brusu ci via da questa concezione che chi via da ricco, via da povorza, che qualcosa malla chi ha da fatto, chi dia da donau su dinai. Che all'incuno date ancora questa concezione, però me da pruspago, quita vive su in pruspago povoresa de prima, po fortua. Ma narami, itta narata ancora, sa genti povora, a su vestra ballantisi. Forse non ha ancora qualcuno. Este sempre fatendi, ma este sempre povero. Esce da, non ci arrennesci da s'arriccai. È facile, tante a sarricare 10. Mi pare che questo dicio balli di non scetti posso mai sto dell'inna, ma un altro straballo puro. O l'innai che in calincuno traballo, c'è sti gente che vuol dire innanzi si traballa da demengiana meri o pizza trigadio, ma su chi vai di non do volta da a guadagnare in mera. E poi gusto si narra da che este sempre fatendi, ma este sempre popolo. E in santo su calincuno brullendi di consiglia da a cambiare mestiere, potrà ballare per spago e mancare guadagnare de brus. Ma mi pare di chi po' medasa non è facile da fare aici. Ma che avessi prodotto sa, può scerare su traballo, chi ti piace te può guadagnare in meta. Tocca da se accontentare su che teneus e fai in modo che steo bene a su manco de cosate su traballo che fa Deus. Enzando su s'augurio nostro de oi, vosatros, esti de certo de fai sempre, ma de non varrai sempre povero su gusto, no? De s'arriccai con felicità e serenità, di veruso? Certo, questa che sa vita è fatta quando è innanzi, se uno poi ti incarrerai, come ti incarrera da scenti, diventa da maestro, però sa vita è fatta quando è innanzi, e quindi ognuno di noi deve cercare sempre di migliorare sa vita sua e deve migliorare l'esatto pure di punta accanto. Aici, grazie a me da questa poesia e gusto dicciusu, e nosu sattopiausu a sa prossima poesia. Asibi all'estero con saluti. De vollata!